Buongiorno a tutti, questo è il primo messaggio che registriamo nel corso di questa campagna elettorale. Si tratta di una campagna elettorale anomala per le elezioni regionali del Veneto 2015 che vede i partiti italiani occupare quasi militarmente le televisioni e i giornali italiani, in particolar modo con una presenza che risulta massiccia e inedita da parte dei candidati governatori del Veneto, appunto dei vari partiti e movimenti, con l'unica eccezione appunto nostra, e questo in un qualche modo ci ha convinti della necessità di parlare direttamente al popolo e ai cittadini veneti senza fruire di intermediari. Pertanto in questa campagna elettorale e particolarmente in questa fase non faremo della pubblicità convenzionale, ma privilegeremo proprio il contatto diretto con i cittadini, con il popolo veneto, in particolar modo anche per poter comunicare quelli che sono stati gli esiti del referendum di indipendenza del Veneto che si è svolto dal 16 al 21 marzo 2014 e che ha visto una grande partecipazione di pubblico, diciamo da parte della popolazione veneta, dei cittadini veneti, che hanno partecipato in oltre 2 milioni e 300 mila cittadini con una percentuale di favorevoli di oltre l'89%. Questi risultati sono stati anche tra l'altro certificati recentemente, il 28 marzo 2015 scorso a Venezia, allorché il comitato degli osservatori internazionali che si era stabilito, che si era insediato proprio per verificare l'andamento del referendum di indipendenza del Veneto, ha firmato e certificato, appunto consegnando la relazione finale sulla propria analisi, che le operazioni si sono condotte in modo democratico, che il conteggio di voti è stato fatto a regola d'arte e che quindi i cittadini veneti, il popolo veneto, possono ambire a vedersi riconosciuta la propria indipendenza da parte delle istituzioni internazionali, degli stati di tutto il mondo, e quindi partirà in questo senso, sempre attraverso plebiscito.eu e la delegazione dei 10 che è stata eletta nel corso del referendum, un'attività tesa a far riconoscere internazionalmente l'indipendenza della Repubblica Veneta. Questo è un risultato storico e che spiega probabilmente anche la ragione per cui oggi i partiti italiani hanno l'esigenza di sovracomunicare la propria presenza e la propria anche, se vogliamo, vacuità o addirittura totale assenza di programmi. Il fatto sta che in questa fase è importante dare avvio a quella che è un'operazione particolarmente importante per quanto riguarda invece Veneto Sì, che è la lista che raccoglie i candidati diciamo che vogliono portare avanti questa operazione, vogliono concludere diciamo la pratica dell'indipendenza del Veneto e che ha deciso di candidare presidente il sottoscritto a nome anche di plebiscito.eu. In questa fase, dicevo, è importante raccogliere le firme e le sottoscrizioni dei cittadini per poter presentare le liste elettorali. I moduli di raccolta firme sono presenti e sono consultabili nei municipi di tutti i comuni del Veneto. È quindi in questa fase importante raccogliere circa 12.000-13.000 firme entro il mese di aprile per poter presentare correttamente le nostre liste il 1° e il 2 maggio prossimi e poter quindi effettivamente partecipare alle elezioni regionali. I partiti italiani ovviamente hanno fatto una legge elettorale che li esenta da raccogliere le firme dei cittadini, mentre noi lo dobbiamo fare, c'è questo svantaggio ovvio, ma
con la forza e il radicamento che abbiamo nel territorio, credo che sia un obiettivo assolutamente alla nostra portata. A quel punto, diciamo in questi giorni, partirà quindi anche un'azione corale per informare il popolo, i cittadini veneti, che è partita una autentica rivoluzione digitale per ottenere l'indipendenza del Veneto, che ora dobbiamo completarla conferendo appunto il mandato popolare diretto a Veneto Sì, a plebiscito.eu e in ultima analisi al sottoscritto, per smantellare, per destrutturare l'istituzione italiana della Regione Veneto e confermare quindi la dichiarazione di indipendenza del Veneto. La nostra piena indipendenza è necessaria ovviamente per poter dar forma, per poter creare concretamente il Veneto del futuro, trasformandolo in una autentica Singapore d'Europa. Questo ci permetterà quindi di intercettare i grandi cambiamenti geopolitici ed economici che sono già in corso. L'esempio più importante, classico, è quello delle nuove vie della seta che saranno realizzate entro il 2025, che vedranno diciamo, investimenti per un autentico nuovo piano Marshall, per addirittura si parla di 21 triliardi di dollari, e che saranno completate appunto tra 10 anni, nel 2025, che vedranno come proprio baricentro strategico e logistico, pensate un po', proprio Venezia e il Veneto. Per essere pronti a questo appuntamento è quindi necessario completare quel percorso di indipendenza che abbiamo iniziato con il referendum del 16-21 marzo 2014 e che oggi deve trovare il proprio completamento con il mandato popolare che emergerà, ne siamo certi, dalle elezioni regionali del 31 maggio 2015. Vedremo nei prossimi giorni altri aspetti, altri dettagli. In questa fase vi ringrazio per il vostro ascolto e vi chiedo di partecipare attivamente e fattivamente, perché la nostra libertà è frutto della nostra partecipazione. Grazie e viva l'indipendenza del Veneto, e viva plebiscito.eu ed evviva Veneto Sì.